Chair Ludus, chair sedia, gioco di sedie, è un'esperienza che abbiamo sviluppato nel laboratorio del disegno del corso di laurea in design del prodotto industriale del Dipartimento di Architettura con studenti del primo anno. Quindi è un'esperienza che dovete anche accettare con questo limite, che però sembra essere molto accattivante. Cosa abbiamo chiesto agli studenti? Prendete questa sedia di Rietveld Red Blue, che è una sedia spaziale, perché in realtà spaziale non nel senso che va nello spazio, è fatta di spazio, sembra di essere un diedro di Moche, no? I piani, le linee, le intersezioni. Quindi la rilevate, la realizzate in legno e poi dopo sulla stessa sedia tutti fate una contaminazione, fate una traduzione della sedia. Questa traduzione, come vedete, è anche un tradimento, a volte la sedia che c'è sempre sotto la sedia diventa altro. Però mentre fanno questa traduzione ci devono anche spiegare perché, cosa vogliono ottenere. Quindi la sedia si trasforma in una metamorfosi che nel campo degli oggetti credo sia una cosa veramente importante, perché un designer deve avere questo doppio valore di concetto, la forma, i significati, i valori simbolici, le capacità anche di trasferire negli oggetti dei significati che magari uno pensa non appartenere all'oggetto stesso. Alcuni studenti, ovviamente lavorando sulla sedia in 1 a 1, quindi sono le stesse sedie nella stessa scala, non sono riduzioni, si sono inventati sedie impossibili, no? Altre volte sono in sedie estremamente razionali, una sedia diventa sdraio, veramente la posso piegare, no? Altre volte diventa, come si vede qui, la cioccolata, Rietveld Holland chiusa, esattamente col nome dell'architetto nella sua plastica, e i pezzi di cioccolato sono marchiati DA Dipartimento di Architettura e la sedia sta già colando, no? Oppure diventano degli oggetti prospettici alla surrealismo di Magritte. Allora, dietro questi percorsi c'è un concetto didattico, educativo, divertente, dove divertirsi, come diceva Montale, vuol dire deviare dalle cose, le divertite passioni, no? Cioè fare una cosa al posto di un'altra vuol dire anche porsi questa domanda di cambiare le regole del gioco, no? Giocare vuol dire anche un po' deviare dalle regole. Ecco, qui le regole della geometria sono tutte applicate e le regole dell'intelligenza e dei bisogni sono invece espanse. Credo che questa esperienza che nasce quest'anno la riusciremo a riproporre. Stiamo lavorando con Amadori per esportarla, questa mostra che a lui piace tantissimo. E noi sui giocattoli abbiamo già lavorato molto anche sui giocattoli, perché insegnare a giocare, come diceva Huizinga, l'homo ludens è importante. Forse gli architetti, i designer, gli artisti sono le uniche persone che per codice civile si possono permettere di giocare tutta la vita, quindi non risparmiamoci questo lusso e giocando facciamo anche divertire gli altri.